È la volta dei centrocampisti e chiamo qui sul palco i tre che vanno in nomination, che sono in nomination: Rosario Iuculano, Sant'Agata di Militello, Claudio Lamia, Riviera Marmi e Fabio Martino del Canicattì. Ale, ale, ale. Ciao. Ciao. Eccolo qua anche Lamia. Salve. Complimenti, perché stare in nomination è sempre un grande successo. E chiamo qui sul palco per premiare il miglior centrocampista il giornalista Franco Anastasi, che avevo visto, eccolo qua, perfetto, ecco Franco Anastasi, giornalista sportivo, conosce tutto e tutti, quasi tutti. Ciao Franco, ben trovato, ben trovato. Allora, arriva subito la, no, non andar via, arriva subito la busta, pronta per essere letta, con il nome come miglior centrocampista della categoria promozione. Sono tutti bravi. Lo sappiamo. Allora, categoria promozione, migliore centrocampista Claudio Lamia, Riviera Marmi. Oh, bene, bene, bene. Ok. Allora, subito consegniamo a Claudio Lamia, consegniamo la targa a Claudio Lamia. Arrivano le altre due, subito per quanto riguarda Iuculano e Fabio Martino, dico bene, Canicattì che stanno ci ha fatto sognare, Eccole qui, arrivano, sarà sempre Franco Anastasi a consegnarle. Iuculano, perfetto, complimenti, e anche a Fabio Martino del Canicattì. Perfetto. Allora la battuta subito veloce dobbiamo farlo con Claudio Lamia, perché devo dire che quest'anno il Riviera Marmi ci ha veramente fatto sognare, nel senso che ha giocato bene, ha vinto un campionato, credo che stia costruendo un bel progetto anche per il proseguo degli anni, adesso bisogna dare un seguito giusto e doveroso. Sì, diciamo che avevamo un compito quest'anno importante, che era quello di riportare la Riviera Marmi nella massima categoria regionale. E ci siamo riusciti, abbiamo fatto grandi cose, merito di tutti, gruppo fantastico, dirigenza e tutto. Speriamo di continuare su questa strada. Certo. Tra l'altro con un premio che giustamente va diviso con il gruppo. Iuculano, beh, Messina ancora una volta presente in questo penalty awards, a dimostrazione che questa è una provincia che gioca molto bene al calcio. Sì, da noi il calcio è sentito, specialmente quello dilettantistico, non quello professionistico, anche in Sicilia. Sì, quest'anno è stato un anno molto duro perché ci siamo confrontati pure con Riviera Marmi, una bella squadra anche loro, ci siamo meritati la nostra promozione e ce l'abbiamo fatta. E il prossimo anno bisogna ritornare di nuovo in campo presto, ancora più determinati. E beh, voi non ce l'avete fatta, ma avete fatto un girone di ritorno pazzesco. Canicattì con il mister, tutta la dirigenza ha fatto un lavoro meraviglioso, la conferma è l'autonomination come uno dei migliori centrocampisti. Sì, praticamente abbiamo fatto quasi tutte vittorie, all'ultimo abbiamo perso i rigori. Dispiace, però il pallone è questo. Ci rifaremo il prossimo anno. Bene, complimenti. Grazie ragazzi ai centrocampisti del campionato di promozione. Grazie ancora, grazie ancora, grazie ancora. Allora Franco, vieni qui 30 secondi giusti e doverosi per ricordare ancora una volta la tua presenza all'interno del Penalty Awards. 3 anni, il primo anno lo hai vinto, il secondo e il terzo stai già premiando, sei già quasi una mezza istituzione anche all'interno di questa manifestazione. Io ti ringrazio per la gentilezza e per avermi anche quest'anno invitato a partecipare e io sono contento di partecipare. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo una targa anche per Franco Anastasi per ricordare appunto questa sua partecipazione all'interno di questa terza edizione. Grazie, grazie, grazie. Il bacio alla penaltina, complimenti. Grazie a Franco Anastasi. Allora, ritorniamo a parlare dei premi speciali e lo facciamo adesso con un premio assolutamente originale che abbiamo istituito in questa terza edizione del Penalty Awards, è il premio Solidarietà. Da quest'anno vogliamo premiare puntualmente d'estate all'interno della nostra manifestazione un evento che si è particolarmente contraddistinto tra i tanti, soprattutto magari un evento legato al mondo dello sport. Il premio speciale Solidarietà 2016 all'interno del Penalty Awards quest'anno è assegnato a Luca Napoli.
Ciao Luca, grazie per essere venuto. Il premio giusto e doveroso, perché il tuo evento, quest'anno tra l'altro giunto all'11ª edizione, è un premio che ormai sta diventando un'istituzione. Riempi lo stadio Cibali, ex stadio Cibali, come non mai. Quest'anno tra l'altro con grandi problemi, insomma in Lega Pro non si è mai vista tanta gente, quindi è una doppia soddisfazione anche per te. Sì, e con Salvo Rosa che ha giocato anche quest'anno, quindi no, scherzi a parte, che poi la verità, io vi ringrazio per questo riconoscimento. Un evento che dura da 11 anni, dal 31 gennaio 2004, quindi siamo contenti di poter portare questa ventata di spettacolo con l'aggiunta di tantissimi sportivi, con questo incasso che va a favore dei catanesi. Questa è stata una nostra prerogativa da sempre e speriamo di poter continuare negli anni in questa direzione. E io credo che ci riuscirete, perché l'idea è vincente e soprattutto la solidarietà è diretta, arriva subito. E sarà il presidente della FIGC Sicilia, Santino Lopresti, a premiarti. Quindi invito subito qui anche il presidente, la solidarietà in prima fila. Pronta la targa per quanto riguarda Luca Napoli, eccola qua, la consegniamo al presidente Santino Lopresti che la consegna a Luca Napoli, Italia 20, per questa bella iniziativa di solidarietà. Grazie Presidente. Luca, in bocca al lupo e pronti per la 12ª. Grazie, volevo soltanto ringraziare e salutare il Joker Riccardo Orsi, che è il mister dei giornalisti, quindi al prossimo anno. Grazie. Grazie Luca Napoli. Allora, ritorniamo subito a premiare i giocatori per quanto riguarda il campionato di promozione. Abbiamo subito le nomination come migliore attaccante. Abbiamo per la categoria promozione Rosario Rasà del Torre Grotta, Attilio Sirugo del Real Avola ed Emanuele Garozzo, Città di Catania. Torre Grotta, Avola e Catania, le tre realtà calcistiche. Ciao Emanuele, benvenuto. È un gradino infame quello, state attenti. Ciao Attilio. Salve. Ok, il ruolo dell'attaccante è sempre importantissimo. Se non si fa gol, insomma, si soffre soprattutto la squadra, il dirigente, che poi magari possibilmente dice: se non fate gol quest'anno il prossimo anno vi state a casa. Allora vediamo un po' chi vi premia. Vi premia un giornalista di Palermo, grande amico di Penalty, Michele Sardo, che invito qui sul palco. Eccolo qua, Michele Sardo. Ciao Michele, ben trovato. Allora, subito la busta a Michele Sardo per conoscere il nome di colui che vince come miglior attaccante del campionato di promozione. È un ruolo pesante, è un ruolo importantissimo. Girala, perfetto. Allora, miglior attaccante stagione 2015-2016, Attilio Sirugo del Real Avola. Bene, grazie. Eccola qua la targa, che la consegniamo ad Attilio. E la consegniamo anche tra qualche istante agli altri due concorrenti, ma non si è concorrenti quando si è in nomination, perché è una grandissima soddisfazione. Rosario Rasà, eccola qui, questa è di Rosario Rasà, ci confondiamo, perfetto. Questa invece è di Emanuele Garozzo. Allora una battuta subito con Attilio. Attilio, il Real Avola con insomma, la lotteria dei calci di rigori ce l'ha fatta, ma devo dire che il progetto del presidente e di tutto lo staff tecnico alla fine ha raggiunto l'obiettivo, quello di ritornare finalmente ad Avola con un campionato di eccellenza in mano. Assolutamente sì, ci siamo riusciti all'ultima gara utile contro una squadra attrezzatissima come il Canicattì, ai rigori. Dopo tanta sofferenza, però l'obiettivo era troppo importante. Condivido questo premio con tutto lo staff tecnico, con la squadra, con tutti i tifosi che ci hanno seguito, la società. Penso sia il premio di tutti loro e ringrazio voi per questo. Grazie a te per essere stato presente. Torre Grotta, che anche lui insomma il campionato l'ha vinto attraverso la lotteria dei playoff, ma con la soddisfazione anche di aver fatto tu personalmente un campionato stratosferico. Sì, ho fatto un ottimo campionato grazie ai miei compagni, che giustamente senza di loro l'attaccante non può segnare. E come Torre Grotta abbiamo fatto un grandissimo campionato, abbiamo vinto ai playoff, ai rigori, è una soddisfazione enorme.
Adesso bisogna lavorare per la prossima stagione, così come deve lavorare la prossima stagione anche e soprattutto il Città di Catania, che il campionato non l'ha vinto, ha perso i playoff, ma questo è un ragazzo che ogni anno meno di 15 gol non li fa, ne fa sempre di più, quindi insomma tenersi stretto Emanuele Garozzo anche per la prossima stagione al Città di Catania, insomma è l'obiettivo più importante. Sì, più che altro portarli a vincere magari qualcosa, perché da 3 anni a questa parte la società è cresciuta tanto. Volevamo regalargli il salto di categoria, però purtroppo i playoff, come ben sapete, sono un terno al lotto e quindi alla fine è andata così. Dedico questo premio, che comunque è importantissimo, alle persone che mi stanno più vicino, che è la mia famiglia, che mi permette ovviamente poi dopo il lavoro di andare a divertirmi e a coronare questo sogno per il Città di Catania, che potrebbe essere importante per la prossima stagione. Perfetto, è giusto, perché l'idea del dilettantismo è anche questa. Grazie ai ragazzi, complimenti a Tilio, complimenti ancora. Michele, allora il calcio dilettantistico a Palermo ha un certo seguito, ci sono molte le società, soprattutto nel trapanese, ma oltre anche nel palermitano, ed è la dimostrazione ancora una volta che è l'anima di questo calcio. Certo non c'ha i numeri di squadre importanti, professionistiche, però è anche vero che c'è tantissima gente che segue questo mondo. Sì, è verissimo quello che dici, tra l'altro dico, io seguo nella mia professione anche squadre di categoria inferiore e c'è un certo dispiacere vedere giocatori che potrebbero ambire anche a grandi squadre, poi vediamo magari nel Palermo quest'anno dei giocatori presi dall'estero che magari non valevano 2 lire, allora giocatori invece che giocano in categorie inferiori potrebbero benissimo figurare a questo punto in Serie A, ed è un peccato. Ho accettato con grandissimo piacere l'invito in questa manifestazione, perché dà lustro a queste categorie inferiori, sperando che ce ne siano molte altre per dare visibilità a questi giovani che lo meritano e meritano appunto di ambire a grandi livelli. Giuste parole, grazie. Consegniamo una targa ricordo anche a Michele Sardo per la sua presenza all'interno del Penalty Awards 2016. Grazie Michele, complimenti e buon ritorno a Palermo. Grazie Michele Sardo. E adesso passiamo al ruolo dell'allenatore categoria promozione, subito le nomination molto difficili, perché il ruolo dell'allenatore nel campionato di promozione è sempre molto impegnativo. Vanno in nomination e l'invito qui sul palco Nicola Basile del Biancavilla, Salvatore Cambria del Sant'Agata di Militello, Vincenzo Melillo del Riviera Marmi. Salve, ciao Nicola. Il terzo del Riviera Marmi non è arrivato, eccolo qua. Dall'altra parte quasi della Sicilia, ciao, grazie. Allora, il ruolo dell'allenatore è sempre molto difficile, devo dire che soprattutto nella promozione, nel campionato di promozione, insomma, bisogna avere enorme qualità, non soltanto dal punto di vista tecnico, ma proprio anche dal punto di vista mentale, per stare insomma dietro ai ragazzi che spesso e volentieri sono pieni di problemi, chi lavora, chi non lavora, chi viene in ritardo, mister non posso venire, oggi si fa troppo tardi, c'ho famiglia, e vabbè, succede. Vi consegna il premio un altro rappresentante dell'AIAC siciliana, l'AIAC di Ragusa, Giuseppe Straquadaneo, che invito qui sul palco. Eccolo qua che arriva, Giuseppe. Grazie Giuseppe Straquadaneo dell'AIAC di Ragusa, eccolo qua, grazie Giuseppe, ciao Giuseppe carissimo. Subito la busta per Giuseppe Straquadaneo per conoscere subito, perché siamo veramente curiosi. Voi non ci crederete, ma io non ho letto volutamente le buste, sapete perché? Perché mi piace questa suspense. Chi vince? Vediamo un po'. E allora, categoria promozione, miglior allenatore della stagione 2015-2016 è l'allenatore del Sant'Agata di Militello, Salvatore Cambria. Cambria o Cambria? Cambria, perfetto. Ok, la targa da consegnare subito a Salvatore Cambria, allora avevo detto bene? Subito tra qualche istante le consegneremo anche agli altri 2 allenatori.
che hanno vinto i loro rispettivi campionati, ma anche lui l'ha vinto, quindi c'era veramente l'imbarazzo della scelta. Tra l'altro ne viene escluso uno, per cui insomma, vabbè. Allora, Nicola Basile e Vincenzo Melilli del Riviera Marmi. Eccola qui, consegniamola. Perfetto, allora, che dire, un premio che dà lustro a un campionato bellissimo che ha fatto il Sant'Agata di Militello quest'anno. Ma intanto grazie per l'invito e per la serata. È normale che vincere non è mai facile in nessuna categoria e quindi quando si ottiene un risultato vuol dire che tutte le componenti sono state al posto giusto, quindi questo è un premio che va condiviso appieno con la società, soprattutto con i ragazzi e con tutti quelli che ci sono stati accanto. E ripeto, sicuramente un applauso anche a loro perché hanno vinto anche loro, col mister ci siamo confrontati anche in Coppa, quindi sono degli allenatori ottimi sicuramente, non perché ho vinto io il premio, ma loro forse sono anche più bravi di me. Grande sportività. Nicola, un Biancavilla che comunque ha veramente fatto un campionato bellissimo, poc'anzi eravate in nomination anche con un giocatore, a dimostrazione che avete un gruppo che probabilmente è già pronto anche per la prossima stagione. Beh, col Presidente parlavamo proprio di questo, noi abbiamo gioito quest'anno 4 volte, una volta il 28 febbraio che abbiamo vinto il campionato matematicamente, una volta quando il Belpasso ha vinto la Coppa, è una squadra del nostro girone e quindi ci fa enormemente piacere, un'altra volta quando l'Avola si è regalata l'eccellenza con la finale playoff. 3 squadre del vostro girone che passano in eccellenza. E abbiamo visto che non era mai capitato, quindi, e poi la quarta volta è arrivata la ciliegina sulla torta con la Coppa Disciplina a livello regionale, che per noi e per la società è sicuramente anche la più importante. Secondo me sì. Allora, Riviera Marmi, anche loro protagonisti di un campionato bellissimo, a dimostrazione che adesso bisogna dare un seguito e forse il difficile inizia adesso. Sì, sicuramente già la società sta programmando un'altra stagione, mi auguro che riesca a fare le cose in modo per bene come l'abbiamo fatta l'anno scorso, perché non è stato facile l'anno scorso naturalmente vincere il campionato, sappiamo che vincere è difficile in tutte le categorie, siamo riusciti sin dalla prima giornata fino alla fine a stare sempre in testa, abbiamo vinto con 4 turni d'anticipo e abbiamo un record che in Sicilia siamo l'unica squadra dalla promozione alla Serie A a non avere mai perso. Penso che bisogna fare complimenti alla società, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori naturalmente. Perfetto, grazie ragazzi, complimenti, buon proseguo di stagione estiva adesso perché insomma è troppo presto per ripartire. Grazie, complimenti. Allora, Ajax di Ragusa, non avete nessuno quest'anno in nomination, l'impressione un po' soffre il calcio in questo momento, tutta la provincia di Ragusa. Sì, indubbiamente da 2 anni a questa parte non avere delle squadre rappresentative dal punto di vista diciamo di campionati un pochettino che contano di più nel panorama sia regionale come l'eccellenza o quello nazionale come la Serie D, dopo i trascorsi che abbiamo avuto quando ci sono state le squadre nei professionisti, ovviamente tornare indietro non è una bella cosa. Poi tra l'altro la cosa ancora più grave è che non si vede uno spiraglio di ripresa, visto che ormai gli enti locali non hanno quelle risorse per finanziare lo sport a livello dilettantistico, ma nello stesso tempo una crisi che attanaglia un pochettino anche le piccole aziende che ci sono in una piccola provincia qual è quella di Ragusa, che fanno tutto il resto, quindi pazienza, dobbiamo come dire, forse trovare delle vie alternative, vedremo. Stiamo qui a vedere. Consegniamo una targa a Giuseppe Straquadaneo per l'Ajax di Ragusa, eccola qui, grazie e appuntamento a prestissimo. Grazie Giuseppe, grazie per essere stato con noi, grazie. Allora, adesso è il momento di conoscere il vincitore del 4° premio speciale all'interno del nostro Penalty Awards. È un personaggio conosciutissimo, è un personaggio che ormai fa parte del tessuto di noi siciliani e non solo, è un personaggio che ultimamente tra l'altro con tanto piacere lo si vede spesso anche su Video Mediterraneo, lo vedo qui, è il personaggio TV dell'anno del premio speciale Penalty Awards, Salvo La Rosa. Allora Salvo, ti conosco da 40 anni, è la prima volta che ho un premio da consegnarti e sono contento. Già, la prima cosa ti intarissi, ti conosco da 40 anni, quindi
o eravamo in clinica insieme e siamo nati un giorno dopo l'altro, oppure siamo grandetti, è vero, però sono 40 anni. È la prima volta che mi premi e sono molto contento perché questo è un premio importante. Poi comunque qualunque sia il premio, quando c'è qualcuno che ti pensa, che ti dà un premio, vuol dire che dà un riconoscimento al tuo lavoro e quindi vuol dire che il mio lavoro, che va avanti da 37 anni, 38 anni, è arrivato al riconoscimento di un premio importante come questo. Quindi grazie a tutti voi e grazie anche a Video Mediterraneo che ci sta trasmettendo e con la quale proprio la settimana scorsa ho fatto, anzi diciamo la verità, perché poi quando ci sono le registrazioni, Franco, uno si casseria sempre, perché allora ascolta, oggi siamo oggi che giorno è? No, sì, 12 dicembre, 12, oggi è il 6, perché l'ha scritto su Facebook, poi ragazzi, una volta che è scritto su Facebook ormai è legge, ora se uno non è su Facebook è come se non esistesse, una volta cosa contava? Il certificato di nascita, no Presidente, ora invece sei iscritto su Facebook, no, non mi interessa, quindi l'abbiamo scritto su, quindi oggi qui dal vivo, anzi una signora ad Adrano mi incontrò dopo uno spettacolo e mi disse: signor La Rosa, lei è molto bravo, lei è molto simpatico, lei praticamente mi fa ridere, mi fa sorridere con signor Litterio, con signor Castiglia, con tutti i comici, però le devo dire una cosa personale. Dico: prego signora, lei è molto meglio da vivo. Sì signora, meglio da vivo che non dopo. Quindi allora oggi Angioletta, che io quando vedo Busetta mi ricria vita, e Busetta ha avuto il potere insieme con Luca Napoli che era qui, lo sta passando Pizziriddo, perché anche Luca Napoli ha un figlio, nel senso no, perché tu lo vedi così bello, così alto, meraviglioso, straordinario, mio amico, ha fatto un figlio bellissimo, ha una moglie bellissima, quindi dicevo, lui e Luca Napoli hanno avuto il potere di farmi rimettere in pantaloncini, ce l'hanno fatta, perché io non giocavo più al calcio per paura di farmi male, invece ho giocato 12 minuti anche perché avevo al mio fianco Baiocco e Mascara e quindi poi che perdevo questa occasione. Comunque oggi è il 6, in onda il 12, ieri rispetto alla diretta, ma la settimana scorsa rispetto alla registrata, ho fatto la festa Megasseriai di San Giorgio a Ragusa Ibla per Video Mediterraneo, quindi grazie veramente di cuore. E con questo picciotto e con quell'altro lì che ha perso tutti i capelli, che è Umberto Teghini, però è sempre un bell'uomo, straordinario, sarà dopo con me, mio amico, e abbiamo fatto anche radio, insomma, discoteca e quant'altro. Compagnucci non di merende ma di dischi. È vero, di vinile. Allora, abbiamo pronto il premio per te e lo facciamo grazie anche alla presenza qui sul palco di Roberto Bellomo, delegato nazionale dell'Ajax, perché lui è uno di calcio vero, Che dico? Dico bene? Allora, consegniamo la targa a Roberto che la consegna a sua volta a Salvo La Rosa, premio personaggio TV per quanto riguarda il Penalty Awards 2016. Volevo dedicare questo premio a mia moglie, che è il motivo principale per cui io faccio questo mestiere, nel senso che io faccio questo mestiere, Simona, perché a me non me ne vai dure da casa. Perché no? Perché questo mestiere io lo faccio perché dice: ma ti piace? Sì. Ma sei appassionato? Sì. Ma è una missione, Renato? Sì. Ma soprattutto me ne vado da casa perché mia moglie, adesso spezzo un'arancia, come dice il signor Litterio a favore delle donne, è biondina con gli occhi azzurri, quindi apparentemente un angioletto. Di fatto è una iena. No, non ridete perché è così. Mia moglie una volta mirava coppa con lasagnature. Per gli stranieri il lasagnatore è il mattarello, quello per fare la pasta, vero Presidente? Ora non miro una più coppa con lasagnature, no, miro una coppa con bimbi perché si è evoluta. Però l'altro giorno, e vi lascio, io sono contro ogni forma di violenza, ovviamente soprattutto, dico una cosa seria e importante anche in televisione, contro le donne e i bambini, è una cosa ignobile, quindi facciamo veramente un grande applauso per ricordare le vittime di queste violenze che sono ormai quasi sempre familiari purtroppo. Però Presidente, proprio stamattina prima del premio dico: ma se io oggi ricevo un premio, se me lo dà Ettore Tortorici, se è così importante, io devo dire a mia moglie Cucumanna a casa, io sono premiato, gli ho detto. Allora stamattina sono rientrato a casa, non mi guardi signora con quella facciuzza, resti qua Presidente,
e sono rientrato a casa, lo so che non si fa, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me, non ridere, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me, signora, lo so che non si fa, ma stamattina ho fatto mettere, no, che grande, aspetta, prima sente come io a finire, l'ho fatta mettere in ginocchio davanti a me mentre mia moglie, Angelo, era in ginocchio davanti a me, mi ha detto esci da sotto il letto che non ti faccia niente, che sapete che potto io a quindi questo premio è per te, Daniela, grazie. Volevo aggiungere una cosa, anche noi seguiamo il calcio per non stare a casa, tutti questi sono per non stare a casa la domenica. Sì, poi facciamo così e poi quando non ci sono ne mancano le sì. Viva le donne, leggete una poesia bellissima di Jack Folla che si intitola Donne in rinascita, perché voi donne avete una grande capacità che è quella di riprendervi sempre, soprattutto quando ci sono delle avversità. Quando un uomo cade per sostenere se ci vuole a gru o cric, quando una donna cade, quando una donna ha dei problemi è sempre pronta a riprendersi e ad aiutare anche gli altri. Grazie di cuore, ciao! Grazie a Salvo La Rosa che vince questo premio. No, devi prendere il premio anche tu. Roberto Bellomo come Ajax di nazionale, delegato nazionale della ex Sicilia. Finalmente abbiamo sistemato l'allenatore della nazionale, ora ci sarà spazio anche per gli altri allenatori. Perché era... Benissimo, grazie a Roberto Bellomo. Grazie Salvo. Meraviglioso.